Il nostro rewind che dà il via la puntata di oggi. Buongiorno Taranto, 29 aprile 2026. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella alla radio. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno a Piero Caffio che guida la parte tecnica. Insieme fino alle 9 vi terremo compagnia, vi racconteremo ciò che c'è da sapere oggi per affrontare questa giornata e anche quelle che verranno, o magari per cercare di provare a comprendere quelle che sono già passate. È un mercoledì che in realtà insomma sa di un po' di giovedì in questa settimana particolarmente corta. Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori e insomma festa nazionale. Taranto la vive un po' negli ultimi anni anche sotto l'aspetto artistico e politico con l'1 maggio Taranto. E noi ci apprestiamo a vivere questa giornata in cui vi racconteremo della sospensiva del TAR di Lecce rispetto all'ordinanza del sindaco di Taranto di procedere allo spegnimento della centrale termoelettrica della fabbrica. Che vuol dire sospensiva? Non è non annulla l'ordinanza, ma la sospende temporaneamente. Per quali ragioni? Ce lo spiegherà l'avvocato Massimo Moretti, che è esperto di diritto amministrativo. Con lui cercheremo di capire che cosa cambia con questa decisione dei giudici amministrativi. E poi, a proposito di industria e ambiente, parleremo di filiere verdi. Presentato ieri il progetto dal commissario per le bonifiche Felice Uricchio e poi ce ne andremo a Martina Franca per raccontarvi un episodio che ha a che fare col 25 aprile e con le manifestazioni antifasciste. Ci sono delle polemiche tra gli studenti e i vertici di un liceo. Ci racconterà tutto Massimiliano Martucci della Gazzetta del Mezzogiorno. Torneremo infine in Città Vecchia e nel Borgo per questo concorso Balconi Fioriti presentato ieri dal Comune di Taranto. Non sono mancate però le polemiche, insomma gli abitanti delle periferie hanno chiesto una maggiore attenzione. Vi racconteremo tutto nei servizi di Federica Pompamea. Infine chiuderemo questa giornata con l'eco dei social, eccezionalmente di mercoledì, proprio perché di venerdì non andremo in onda. Claudio Petrone, con lui parleremo di maratona, sport, ma non solo, parleremo anche del caso Nicole Minetti. Avete presente, insomma, l'ex consigliera regionale condannata definitivamente a 3 anni, poi insomma la grazia ricevuta dal presidente Mattarella, poi l'inchiesta del Fatto Quotidiano che ha rimesso tutto in gioco e adesso insomma non è chiaro se sia graziata o meno, se continuerà o meglio a essere graziata o meno, ma insomma ci sarà tempo per spiegarvi tutto. Restate quindi sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì a tutte e a tutti da Mai e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per oggi. Sentiamo. Ariete, chi ha una relazione è molto più saggio del solito insieme alla persona amata. Per i single questo è il momento più adatto per voltare pagina e guardare il futuro con ottimismo. La creatività può migliorare il lavoro. Toro, con il partner è possibile affrontare insieme alcune delusioni. La forza invece sarà indispensabile per le sfide di oggi. Una svolta positiva può arrivare nel lavoro. Gemelli, i single devono cercare di evitare delle discussioni familiari inutili. Chi fa parte di una coppia può ravvivare la passione con il partner. La giornata può regalare delle grandi novità in ambito lavorativo. Cancro, un nuovo incontro può risultare davvero significativo per il futuro. Chi ha una relazione di lunga data deve riflettere attentamente insieme alla dolce metà sul da farsi. Nella sfera professionale sono presenti piccoli problemi da risolvere velocemente. Leone, ci saranno dei momenti piacevoli di relax oggi, perfetti per ridurre l'ansia. Le occasioni nel lavoro possono aumentare notevolmente e regalare belle soddisfazioni da cogliere al volo con coraggio. Vergine, chi fa parte di una coppia può vivere un periodo intenso insieme alla persona amata. I cuori solitari devono invece trovare il coraggio per reagire ad alcuni ostacoli. Il lavoro può portare abbastanza nervosismo. Bilancia, questo è il momento più adatto per rilassarsi in compagnia del partner. Chi invece cerca l'amore può essere un po' di malumore. In campo lavorativo è opportuno prendere delle decisioni importanti. Scorpione, con la persona amata è un periodo davvero speciale. L'ambito lavorativo può regalare molto successo, anche se non bisogna trascurare il benessere personale.
Sagittario, vi sentite un po' giù di corda oggi. Se avete ricevuto una notizia sgradevole, cercate di farvi forza e di circondarvi di persone in grado di farvi tornare il sorriso e di sostenervi come ne avete bisogno voi. Capricorno, è importante ascoltare i consigli delle persone che tengono a voi. Non siate troppo testardi e ostinati su certe decisioni da prendere. Ricordate che cambiare idea è sintomo di intelligenza. Acquario, cercate di contare fino a 10 prima di prendere una decisione in maniera troppo frettolosa o peggio ancora, di dire o fare cose delle quali potreste pentirvi. In questo caso è necessaria la prudenza. Pesci, alti e bassi dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Se ci sono stati dei disguidi con una persona per voi importante, è il momento di mettere da parte l'orgoglio e di risolvere le faccende in sospeso. Oggi vi saluto con le parole di Lorenzo Romoli. I risultati dimostrano che è più facile capire la teoria della relatività che provare a capire cosa ognuno di noi ha nella testa. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Grazie a Maya per averci raccontato ancora oggi i suggerimenti delle stelle. Noi adesso ce ne torniamo tra le strade delle città, in particolare di fronte alle edicole, a leggere le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno. I cassonetti intelligenti violano il decoro ma anche la privacy, i dubbi su dati e GPS a un'app tedesca. Di che parliamo? Parliamo di questo esperimento fatto a Bari, che in realtà Taranto ha già vissuto, ma come dire, non erano nominativi. Vi ricordate, i primi cassonetti si aprivano con la tessera magnetica, poi diciamo quel sistema è stato disattivato, adesso è partito da noi, insomma il risultato è stato particolarmente deludente. Adesso però è partito a Bari e diciamo la società tedesca che gestisce cassonetti intelligenti è quella che in qualche modo acquisirà anche i dati quando andremo ad aprire, quando i baresi andranno ad aprire il cassonetto, e vedremo come finirà questa storia. E poi aumento dell'IRPEF per 3 anni, salgono i tempi di extra tassazione che la regione adotterà contro il deficit sanitario. Nervi tesi in Forza Italia, 4 consiglieri chiedono le dimissioni di Dattis e invocano il commissario. Insomma, un bel momento in Forza Italia. Il mistero di Roberta, atti alla famiglia, la procura concede l'accesso ai fascicoli di indagine alla sorella, troverò la verità. Parliamo di Roberta Martucci, la ragazza di Ugento scomparsa nell'agosto del 1999. Giustamente la famiglia non si rassegna a non aver trovato ancora la verità. Tra un po' vi leggiamo tutti gli altri giornali, ma intanto si sono fatte le 7:30 e allora per noi c'è la New Hit. Alle 7:33 con Volevo capire, mentre noi stiamo continuando la nostra rassegna stampa, e dopo il Corriere leggiamo la prima della Gazzetta, Industria al bivio. Natuzzi, tavolo Mimit sul piano, tremano 1800 addetti. Ex Ilva, il TAR sospende la stop alla centrale elettrica, e proprio di questo parleremo nei nostri approfondimenti, ma intanto vi diamo un aggiornamento di cronaca che arriva proprio dalla fabbrica di Taranto. Nuovo incidente nell'acciaieria tarantina, è avvenuta questa notte nel reparto dell'Alto Forno 2. Un operaio della Semat è ferito alla gamba, fortunatamente in maniera non grave. Al momento è ricoverato e al pronto soccorso di Taranto. Naturalmente si sono attivate tutte le procedure del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. Alla gamba, come ricorderete, era rimasto ferito anche qualche giorno fa un altro operaio che stava facendo delle attività di manutenzione mentre tagliava una lamiera. Questa è scivolata e l'ha colpito a una gamba. Insomma, una situazione che, come dire, ogni giorno racconta la difficoltà, la preoccupazione e anche la paura proprio di lavorare all'interno dello stabilimento siderurgico. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli ispettori, i tecnici dello Spesal dell'ASL di Taranto, che hanno effettuato i primi rilievi per conto della procura, e ora bisognerà capire quali saranno le decisioni che assumerà l'autorità giudiziaria. Vi daremo maggiori informazioni di questo anche nel corso del nostro telegiornale, che partirà come sempre alle 14 sul canale 94. Andiamo invece a dare
un'altra occhiata al caso Minetti sulla Gazzetta, ora indaga l'Interpol. Meloni blinda Nordio, inchiesta sulla procedura in Uruguay. Con Claudio Petrone oggi vi racconteremo i dettagli di questa vicenda sui social è diventata praticamente una roba ormai incredibile. La grazia a Nicole Minetti. Sull'edicola invece sanità, scontro in consiglio sul deficit stangata in arrivo. A 48 ore dalla consegna del piano di risanamento ai ministeri di economia e salute la tensione sale alle stelle, scontro durissimo, chiesta anche una commissione di inchiesta. Chiudiamo con una notizia che riguarda Taranto. Fondi Taranto, i fondi intesi come risorse, come soldi per Taranto, incontro tra Regione e Confindustria. Ci sono le dichiarazioni del presidente Salvatore Toma, presidente degli industriali di Taranto. E poi naturalmente sull'edicola trovate anche il fatto, cioè il pezzo quotidiano firmato da Enzo Magistà, ex direttore di TG Norma, ora firma del quotidiano della famiglia Ladisa. 7.36, tiriamo giù la saracinesca, fermiamo la nostra rassegna stampa, cominciamo i nostri approfondimenti, ma non prima di aver ascoltato un po' di musica, e cominciamo con Fulminacci. Alle 7.39 sui 96.5 e sul 94 del digitale terrestre, questa è Cittadella, e cominciamo i nostri approfondimenti qui a Buongiorno Taranto. Diamo il bentornato all'avvocato Massimo Moretti. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che voce squillante, mi è venuto un colpo. Allora, avvocato, l'abbiamo chiamata perché ovviamente lei è, come si suol dire in gergo, un amministrativista, o comunque diciamo uno che può farci entrare nelle dinamiche amministrative e comprendere, per esempio, ieri la decisione del TAR di Lecce, del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, che ha sospeso l'ordinanza del sindaco Bitetti che imponeva lo spegnimento della centrale termoelettrica dell'ex Ilva entro 60 giorni. Partiamo proprio esattamente di qua. Che vuol dire sospendere? Non vuol dire annullare, o sbaglio, avvocato? No, vabbè, ovviamente cerco di dare un piccolo contributo per quello che posso. Sì, ho letto, perché ovviamente non è un procedimento che conosco, comunque ho letto il provvedimento, è semplicemente un provvedimento interinale, cioè provvisorio, fatto dal presidente del TAR, che sospende l'efficacia dell'ordinanza del sindaco, ma limitatamente a un brevissimo periodo, cioè quello che intercorre dal provvedimento alla data dell'udienza fissata per la discussione della sospensiva, che sarà il provvedimento poi collegiale che verrà preso dal TAR. Quindi si tratta semplicemente di un provvedimento che viene chiesto in questi casi proprio perché copra questo piccolissimo periodo che intercorre tra la richiesta e l'udienza, perché non ci siano problemi connessi a un'eventuale sospensione, a un'eventuale chiusura dell'attività. Cioè, vediamo se ho capito bene. Il Tribunale Amministrativo dice la materia è molto complessa, la dobbiamo trattare nel merito, quindi diciamo nel processo amministrativo, prima di decidere se confermare o meno questa. Nel frattempo lasciamo il mondo come sta, giusto? È esattamente così, ma attenzione, l'udienza che viene fissata non è quella di merito, è sempre l'udienza per la sospensiva, che però ovviamente avrà una decisione collegiale del TAR, cioè, mentre invece questa ordinanza è fatta dal Presidente. Ok, quindi questa è monocratica, cioè di un giudice solo, del Presidente del Tribunale. E poi invece sulla se confermare o meno la sospensione, solo lo deciderà tutto il collegio di magistrati, la giusto? Corte, esatto. E solo dopo si entrerà nel merito della questione? Certo, diciamo che il processo amministrativo ha queste due fasi normalmente, quella della sospensiva, nella quale c'è una decisione che è provvisoria e che viene presa in base a una serie di elementi che vengono portati dal ricorrente, dalle parti, e quindi in quel caso si ottiene un provvedimento che è sempre provvisorio, che può portare alla sospensione dell'atto impugnato.
successivamente verrà fissata poi l'udienza di merito. In alcuni casi, in sede di sospensiva, come è successo anche in tanti altri giudizi, procedimenti che riguardano l'Ilva, in sede di sospensiva si è deciso di appunto mantenere la sospensione, ma di fissare a brevissimo l'udienza di merito, proprio perché per dare una decisione definitiva anche nel merito in breve tempo. Ok. Non so quindi se sarà fatto così anche questa volta, ecco. Cerco di rimettere tutti i pezzi insieme. Allora, qui l'ordinanza nasceva perché c'erano delle emissioni anomale da parte di Adi Energia, cioè della centrale termoelettrica che serve sostanzialmente lo stabilimento, a cui il sindaco poi aveva fatto seguire un'ordinanza di stop. In questo caso, diciamo, le conseguenze dello spegnimento della centrale termoelettrica, ce le ha raccontate qualche tempo fa il dottor Giua, avrebbero di fatto significato il fermo della fabbrica. Quindi in questo caso il presidente del tribunale ha detto: in attesa di capire che cosa farne di questa sentenza, evitiamo di spegnere la fabbrica sostanzialmente, per poi magari ci dovremmo ritrovare, come è stato, anche magari a pagare i danni per se l'ordinanza dovesse essere poi cancellata, corretto? Ah sì, sostanzialmente il concetto è questo. Ovviamente il presidente del TAR utilizza dei termini anche, diciamo, un po' diversi dai miei, sicuramente, diciamo. Dici, sì. Sì, facendo ricorso anche a qualche brocardo latino, però sì, il concetto è questo. Guardate, non so, avvocato, se è il caso che leggiamo esattamente le parole del presidente, ma sì, perché no? Ve le leggo testualmente con il provvedimento davanti. Dice: visto, considerato che le questioni proposte con i motivi di censura necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale e che nelle more, cioè nel frattempo, appare opportuno salvaguardare lo stato di fatto oggi esistente, anche al fine di consentire di pervenire alla fase decisoria re aduc integra. Avvocato, su questa parte, diciamo, latina non mi pronuncio nemmeno, ma sostanzialmente mi pare che sia quello che ho detto io. Sì, assolutamente sì, è quello il concetto, e aspettiamo a questo punto che cosa accadrà, di vedere cosa accadrà nell'udienza collegiale prevista fra qualche giorno per discutere della sospensiva. Bene, e allora non resta altro da fare che attendere quello che è la decisione della magistratura. Intanto grazie come sempre all'avvocato Massimo Moretti per averci aiutato a comprendere meglio nel dettaglio che cos'è accaduto. Buona giornata e buon lavoro, avvocato. Grazie a voi e buona giornata a tutti. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e quando torniamo invece parliamo di filiere verdi, perché diciamo, oltre le bonifiche, Taranto comincia a percorrere anche nuove strade. Ve le racconteremo tra pochissimo. Alle 7.55 il nostro Rewind, siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre, pronti a parlarvi delle filiere verdi. Ieri il progetto presentato, anzi scusate, la prima delle due giornate dedicate a questo progetto del commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Auricchio insieme con la Fondazione Taranto 25, un evento che è dedicato al comparto agroalimentare, settore capace di unire tecnologia d'avanguardia, sostenibilità ambientale, una strada che Taranto insomma sta percorrendo negli ultimi tempi, nella speranza che insomma offra anche nuove alternative al settore economico. Ma tutti i dettagli ce li racconta la nostra Valentina Castellaneta. La bonifica non è solo riparazione del danno, ma un'opportunità di crescita economica e sociale. A dirlo è stato Vito Felice Auricchio, commissario straordinario per le bonifiche, nel presentare il progetto Filiere Verdi finanziato con i fondi del JTF davanti a una platea di start-upper e studenti nell'ambito dell'incontro su innovazione e start-up organizzata da Fondazione Taranto 25 alla SVAM di Taranto. Un paradigma che cambia, insomma, non si parla più solo di pulire, ma di coltivare il futuro, un piano ambizioso che entra nel vivo e che punta i riflettori sul primo seno del Mar Piccolo, dove i lavori sono già partiti, come ha spiegato il commissario Auricchio. Vogliamo puntare ad una economia delle bonifiche che possa creare ricchezza, che possa creare opportunità di lavoro e che possa creare anche una nuova imprenditoria totalmente sostenibile, perché non è affatto detto che economia
e ambiente siano contrastanti tra di loro. Un laboratorio di innovazione sopra e sotto la superficie dell'acqua che ha già attirato l'attenzione di nuove start-up provenienti da tutta Italia. L'idea è quella di un'economia circolare dove la natura diventa alleata della tecnologia. Le alghe, oltre a produrre bioetanolo, aiuteranno a proteggere la storica mitilicoltura tarantina, messa a dura prova per i cambiamenti climatici e dalle temperature record del 2024. Ed è anche importantissimo poter utilizzare delle alghe, perché le alghe possono allo stesso tempo decontaminare, evitare la risospensione di sedimenti, ma sono anche in questo caso un'importantissima occasione economica, perché le alghe possono essere utilizzate per la produzione di bioenergie di terza generazione, quindi quelle in assoluto più sostenibili, e in particolare per la produzione di bioetanolo, che è molto utile per il combustibile sostenibile per gli aerei. A sostenere questa visione c'è il tessuto produttivo locale rappresentato dalla Fondazione Taranto 25. Il protocollo d'intesa siglato con il commissario, ha spiegato Fabio Tagarelli, presidente della fondazione, punta a trasformare le idee in cantieri. E quindi in questo contesto questo evento diventa un attrattore di opportunità economiche, perché aziende che decidano stabilmente di trasferirsi all'interno del nostro territorio diventa poi un'opportunità economica per tutti. Tra la terraferma e l'acqua del Mar Piccolo, Taranto prova dunque a ribaltare la sua narrazione da simbolo dell'emergenza ambientale a modello nazionale di sovranità energetica e rigenerazione urbana. Pensa che in questo casino maledetto di guerre, il costo, diciamo, del carburante alle stelle, insomma, magari queste soluzioni sostenibili diventano davvero l'alternativa anche, come diceva Valentina, alla fine del servizio, per una sorta di sovranità energetica. Ci fermiamo un attimo, c'è musica. Quando torniamo ce ne andiamo a Martina per parlare di scuola e antifascismo. Ci sarà con noi Massimiliano Martucci. Adesso però vi lasciamo in compagnia di Chiello e del suo Ti penso sempre. 10 minuti dopo le 8 con la New Hit Samba e Potential. Ricominciamo la nostra diretta, lo facciamo come annunciato qui a Buongiorno Taranto, parlando di 25 aprile, di antifascismo e di scuola. Lo facciamo perché a Martina è successo un episodio raccontato dagli studenti che insomma sembra ormai diventato quasi una tradizione. Ogni anno qualcuno che proprio l'idea dell'antifascismo non gli va bene, che accada, diciamo così, nelle scuole mette un po' i brividi. Ma di che stiamo parlando? Ce lo racconta il collega di Gazzetta del Mezzogiorno Massimiliano Martucci, che è in collegamento con noi. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora Massimiliano, al liceo Tito Livio di Martina sembra non siano gradite le manifestazioni antifasciste. Comincia così il pezzo che hai scritto per Gazzetta del Mezzogiorno per raccontare un episodio. Di che si tratta? Venerdì 24 aprile, prima delle manifestazioni del 25 aprile organizzate a Martina Franca da una serie di associazioni, tra cui appunto il collettivo 080, che è questa rete degli studenti, la CGL, l'AMPI, tutto il mondo, voglio dire, che in qualche maniera si riconosce nei valori dell'antifascismo. Un'iniziativa tra l'altro patrocinata e sostenuta fortemente dal Comune di Martina Franca, quindi un'iniziativa non extraparlamentare, diciamo, no, assolutamente. C'era il gonfalone del Comune alla manifestazione, proprio alla marcia, quindi mi sembra che fosse più che ampiamente riconosciuta. Dei ragazzi sono stati sgridati in pubblico perché Rei, secondo alcuni docenti della sezione scientifica del Tito Livio di Martina Franca, quindi quella del Pergolo, perché avevano attaccato le locandine di questa serie di manifestazioni istituzionali, quindi ricordiamoli, patrocinati dal Comune con tanto di stemma della città di Martina. Vorrei ricordare che il 25 aprile è anche rosso sul calendario, quindi è una festa vera e propria, cioè è, come dire, San Cataldo, sì, San Martino, non lo so, una roba del genere, però laica. È una festa civile, diciamo, ricorda quando a un certo punto proprio per sottolineare, diciamo, quello che tu giustamente la definivi, cioè è una festa, una celebrazione istituzionale.
È il nostro compleanno, il compleanno della nostra libertà, della nostra democrazia. Tra l'altro, dal mio punto di vista, il 25 aprile è una festa patriottica, cioè la più patriottica di tutti, perché gli italiani si sono liberati dall'oppressione dello straniero. Ma detto questo, il tema è che al Tito Livio di Martina Franca è successo che gli studenti aderenti a questa associazione che si chiama Collettivo 080 sono stati sgridati perché, secondo alcuni docenti della sezione del Pergolo del Tito Livio, erano colpevoli di aver affisso queste locandine. I ragazzi dicono nessuno può dimostrare che siamo stati noi, innanzitutto noi siamo stati accusati soltanto perché aderiamo a questa regola. La cosa che mi fa sorridere è che alcuni docenti della scuola gli avrebbero proposto di organizzare un contraddittorio, cioè la scuola innanzitutto si è rifiutata di aderire ufficialmente alle iniziative del 25 aprile e poi ha proposto ai ragazzi di fare un contraddittorio. Ora io mi chiedo, è come se tu dovessi fare un contraddittorio sul Natale, cioè che significa il 25 dicembre si festeggia il Natale, no, non ci riconosciamo in questi valori, quindi facciamo un contraddittorio con chi il Natale non lo festeggia. Oppure tipo a Pasqua o magari a Pasqua, non lo so, vogliamo chiamare Giuda per dargli la possibilità di replicare alle accuse, non lo so. Forse noi giornalisti dovremmo fare queste cose, ma siccome la scuola non è... Sì, e che facciamo? Chiamiamo i fascisti, diciamo ragazzi scusate, venite un attimo qua per favore, abbiamo bisogno di voi. Te lo giuro, è davvero la situazione è ridicola. È tragicomica. Aggiungo una cosa: da tempo al Tito Livio di Martina Franca accadono delle cose che a noi ci piacerebbe approfondire. Noi raccontiamo molto spesso, grazie alla volontà e al coraggio degli studenti che ci raccontano queste cose. Il preside del Tito Livio si è sempre rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, quindi io mi approfitto di questo spazio per dire: signor preside Giuseppe Semeraro, per favore risponda al telefono, ci dica la sua, vogliamo capire che probabilmente ci sfugge qualcosa. Gazzetta e Cittadella sono a disposizione per ospitare, diciamo, tutte le repliche naturalmente del dirigente scolastico. Siamo qui, insomma, e anche dei docenti che in qualche modo magari, come dire, vogliono intervenire in questa vicenda. Intanto grazie a Massimiliano Martucci per essere stato con noi anche stamattina. Buona giornata e buon lavoro, Massi. Ciao. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo vi raccontiamo la nuova iniziativa del Comune di Taranto, i balconi fioriti nel Borgo e nella Città Vecchia, il concorso promosso ieri a Palazzo di Città, però una manifestazione carina che però non ha risparmiato di critiche il Comune. Dalle periferie si sentono abbandonato. Ci racconterà tutto la nostra Federica Pompamea, quindi mi raccomando restate con noi. Le 8:26 era il nostro rewind. Torniamo per raccontarvi della nuova iniziativa del Comune di Taranto, si chiama Balconi Fioriti, è un concorso che coinvolgerà commercianti e residenti del quartiere Borgo, del quartiere Città Vecchia. È stato presentato ieri a Palazzo di Città e ci racconta tutto Federica Pompamea, scusate. Decoro urbano, cura del verde e valorizzazione del patrimonio storico del territorio sono i temi al centro del bando Balconi Fioriti, il concorso promosso dal Comune di Taranto, nato con l'obiettivo di incentivare i residenti e i titolari di attività commerciali, artigianali o ricettive del Borgo e della Città Vecchia alla decorazione floreale dei propri balconi, delle terrazze, delle scalinate e delle fioriere con affaccio su strada pubblica. Secondo l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il bando promuove la partecipazione civica, il senso di appartenenza e l'attrattività turistica, trasformando la città in un percorso diffuso di bellezza e colori. Il bando si articola in 3 fasi: preselezione interna della commissione su base delle fotografie ricevute, sopralluogo diretto dei luoghi decorati dai 15 finalisti scelti e pubblicazione della graduatoria finale con i 5 vincitori, come ha spiegato l'assessora Gravame. Dal 1 maggio si potranno presentare le domande fino al 15 giugno. Dopo ci sarà una scrematura delle domande basata sulle fotografie, sulla descrizione del balcone fiorito, fino a 15 esemplari. Su quelli la Commissione poi valuterà secondo alcuni parametri, tipo la varietà, l'originalità, il rispetto della storicità dell'edificio. E sulla base di quello si individueranno i 5 vincitori che avranno dei premi. I premi sono stati forniti da alcuni sponsor, quindi alcune imprese cittadine. Sono piccoli premi, sono simbolici, che vanno però a
a dimostrare lo spirito di collaborazione che c'è in città per rendere più belle le nostre vie. L'iscrizione gratuita si potrà effettuare esclusivamente via mail inviando la domanda all'indirizzo ambiente@comune.taranto.it allegando da 2 a 5 fotografie del proprio balcone o del proprio spazio fiorito. Un'iniziativa sperimentale che per l'assessore Gravame è solo la prima di una serie di bandi che in futuro interesseranno anche le altre zone del territorio. E la vicenda, come vi dicevamo, però non ha lesinato polemiche, perché dai quartieri periferici come Lama, per esempio, sono giunte le critiche della Proloco, che in qualche modo sente l'abbandono del comune rispetto alla cura eccessiva anche di alcune zone del centro. E la stessa domanda, ovviamente, l'abbiamo posta all'assessora Gravame. Ecco la risposta. Ci sentiamo esclusi dalle iniziative del comune. Le periferie oggi più che mai hanno bisogno di maggiore attenzione da parte dell'amministrazione per migliorare non solo il decoro urbano ma soprattutto la qualità della vita. È Salvatore Di Maggio, presidente della Proloco di Lama e le sue contrade, a farsi portavoce dei residenti delle borgate che non sono stati inclusi nel nuovo bando di concorso a premi Balconi Fioriti, promosso dalla Direzione Ambiente e Salute di Taranto e presentato questa mattina dall'assessore Fulvia Gravame. Il concorso infatti coinvolge solamente i cittadini e i commercianti del borgo e della città vecchia, una situazione di disagio già denunciata in passato che interessa anche i quartieri di Talsano, San Vito e Tamburi, che ancora oggi continuano ad essere poco ascoltati dalle istituzioni locali. L'obiettivo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale della città attraverso la decorazione di balconi e scalinate, un'iniziativa che secondo Di Maggio può diventare infatti occasione per restituire valore civico e turistico al territorio. L'appello della Proloco di Lama è quindi rivolto al comune per un maggior coinvolgimento di tutti i residenti delle periferie, una proposta commentata dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame a margine della conferenza di presentazione del bando. Il bando è questo, sarà pubblicato e quindi entrerà in vigore regolarmente il 1° maggio. La contrada di Lama è caratterizzata da una conformazione completamente diversa, quindi sono soprattutto ville e quindi pensiamo a un bando specifico per i quartieri che hanno quel tipo di conformazione. Quindi verrà fatto? Sì, in futuro molto volentieri. Io sono assolutamente favorevole a queste iniziative. Grazie alla nostra Federica Pompamea. Allora speriamo che insomma anche per gli abitanti delle periferie arrivano manifestazioni che poi sono anche attestazioni di vicinanza del comune di questo tipo. Noi siamo arrivati però alle 8:30, è il momento della New Hit. La nostra New Hit delle 8:30 e c'è un messaggio che è appena arrivato, diciamo quasi profetico. Ma Petrone, dopo la New Hit, non è che si monta la testa? Bentornato a Claudio Petrone. Buongiorno a tutti, me la sono già montata, caro Ciccio. E allora, ecco, è il tuo spazio, l'eco dei social. Oggi, diciamo, nella seconda parte ci occuperemo di una vicenda, come dire, significativa per le grandi, diciamo, sorti istituzionali, anche se vogliamo, dell'Italia, il caso Minetti. Love of my life. Sì, esatto. Sì, quella è una canzone dei Queen. Però, diciamo. Per chi ci vede, Ciccio, siamo tornati da una festa, da un addio al celibato. Con la camicia. Sì, con la camicia, tutti e due. Non è la nuova divisa dell'ego dei social, ma è capitato, diciamo, vestiti uguali. No, la verità è che io non so come mi devo più vestire. Nel senso che la t-shirt è presto, il maglione fa caldo e quindi è la stagione delle camicie. A cipolla, direi. A cipolla. Allora, nella prima parte invece di questa puntata dell'eco dei social ci dedichiamo un po' allo sport, al benessere, alla. Eh sì, anche perché nel mese di aprile iniziamo a vedere il lungomare di Taranto popolato di gente che corre, di gente che cammina, che si mette in forma in un mese, ma per i più attenti e soprattutto per i mattinieri c'è gente che anche durante l'inverno si smazza di corsa, sì, anche nei giorni di festa, devo dire, anche nei giorni di festa, ma perché il giorno di festa, Ciccio, entriamo subito nel tecnico. Si fa il lungo, ce lo dirà chi ce lo dirà? Ce lo dirà la nostra presidente, la presidente che è collegata con noi, che è Adriana Valdevies. Dicevo, c'è gente che, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Adriana. Buongiorno Adriana, ben trovata. Buongiorno, grazie a voi. Allora Adriana, perché innanzitutto felicissimo di averti qui, ma poi dicevo appunto prima che i runners, soprattutto quelli che preparano non solo le gare corte, che sono quelle da 10 km o la mezza maratona, ma soprattutto la maratona, corrono tutto l'anno e in orari
che possono apparire improbabili, però per chi lavora... No, non è vero, a me sembrano regolari di solito, cioè nel senso, quando io vedo uno alle 5 del mattino nella mattinata di Natale, ecco, come dire, penso, ma guarda, c'è proprio l'orario giusto per Adriana, correre. tu di solito a che ora scendi la mattina? Allora, tutto il mio gruppo, che tu conosci benissimo, Claudio, scende alle Scusami 5:30. Adriana, ti interrompo un attimo. Con varie Volevo precisare che Adriana è la presidente della Podistica Faggiano, perché tu hai detto la nostra presidente, ma diciamo non tutti lo sanno, presidente della Podistica Faggiano, giusto? Sì. Ok. Sì, una delle più, diciamo, anziane podistiche della Puglia. Dimmi tutto allora ci stavi dicendo il tuo gruppo? Il mio gruppo scende alle 5:30, non tutti sono d'accordo, ognuno esprime il proprio dissenso in ogni maniera. Comunque correre alle 5:30 dentro Taranto è bellissimo, perché vi posso assicurare che si vedono le albe più belle. Il mare più bello, si respira un'aria diversa e tranquillità, perché ovviamente non c'è traffico. Che percorso fate, Adriana? Di solito facciamo sempre tutto Viale Virgilio, tutto il lungomare, il giro di Taranto della città vecchia, ci gustiamo proprio la città il mattino. Allora io ti capisco, perché purtroppo, diciamo, per ragioni, diciamo, radiofoniche, anch'io mi alzo alle 5:30, no? E quindi, diciamo, lo guardo l'alba e la luce che Taranto, insomma, raccoglie a quell'ora. Però io mi muovo come un bradipo tra la camera da letto e la cucina per prepararmi il caffè e poi andare a fare una doccia, a leggere i giornali. L'idea di Devo correre... dire che noi abbiamo, cioè almeno per me e anche per gli altri suppongo, perché è un momento di unione, si corre tutti insieme, ognuno si racconta quello che deve fare, quello che verrà nell'arco della giornata, si ride, si scherza, quindi lo affrontiamo almeno io ho voglia di scendere la mattina e rincontrare tutti i miei amici, le persone con cui corro da tantissimo tempo nella mia città, così anche come perché... quando si vanno a fare le corse. Anche perché Adriana, la mattina l'oro in bocca. A proposito di oro, non parliamo di medaglia d'oro, ma parliamo di record. Il nuovo record, caro Francesco. Non è nostro. Lo so, però allora partiamo dal presupposto che io, che ho fatto con dei tempi ignobili 2 maratone, però posso essere annoverato tra i maratoneti perché ho fatto una maratona. E quindi abbiamo il nuovo record del mondo. Siamo scesi, Ciccio, sotto le 2 ore, che era un successore, era impensabile. Vero Adriana? Assolutamente, significa correre sotto i 3, ovvero 2,50 di ritmo. Fermi, non sparate numeri così che poi uno non vi capisce. Di che 3 cosa? Una gazzella, praticamente è rincorrere una gazzella. Di 3 chilometri. Il ritmo di corsa. Il ritmo di corsa. 3 chilometri al minuto, allora. Esattamente, al minuto. Questo vuol dire che sono 60 km orari? No, quanti? Ma la proporzione, Presidente, non lo so. 3 km al minuto vuol dire che tu neanche in bicicletta ce la fai a fare. Ragazzi, 3 km ma non al è minuto. possibile. 3 km al minuto, 3 per 60 significa 180 km orari. No, Ciccio, no, sto sbagliando tutto. Cioè, allora, considera, ti faccio un esempio anche per i non addetti ai lavori. Chi corricchia corre di solito a 6 km e 30, 6 km e diciamo questa è più o meno l'andatura. Per il riscaldamento, quindi per chi corricchia. Detto questo, la cosa stupenda che questo runner keniota che ha vinto la maratona di Londra è sceso sotto le 2 ore. Cosa impensabile. E il secondo, quello che è arrivato dietro di lui, è arrivato dopo 10 secondi. Quindi sono i 2 a essere scesi sotto i 2. Ma perché diciamo il primo si è trascinato il secondo, secondo me è probabile. Diciamo no? Cioè, ha cercato di stargli dietro in qualche modo, no? Il contrario, è il secondo che ha messo il pepe al primo e il primo ha scappato di più, così dicono. Però Claudio devi anche vedere, cioè, con che viso sono arrivati all'arrivo, con una sorridenti.
straordinaria. Sorridenti. Sì, sorridenti. Uno forse anche. Quanti chilometri è Londra? Non so se. No, tutte le maratone 42, sono 195. 42 chilometri, 195 metri. Quindi, tutte le maratone è perché è la distanza della maratona. Adriana, Ok. a proposito, ma io so che tu hai fatto una cosa ancora più difficile per chi corre, ovvero hai fatto il passatore. Che cos'è il passatore? Raccontaci. E vabbè, praticamente da 100 km la strada che si percorre tra Firenze e Faenza. Sì, è una bella esperienza, un'esperienza. Cioè, hai fatto il pellegrinaggio? No, è una corsa. È una corsa, 100 km di corsa. Magari adesso con l'avanzare dell'età andrò a pellegrinare. Perché io sto pensando di fare il pellegrinaggio di Santiago, no? E quando ho sentito 100 chilometri. Io, guarda, è una cosa che mi alletta, perché col passare dell'età comunque non voglio smettere di godermi. No, me ne rendo conto, ma tu li hai fatti di corsa 100 chilometri? Sì, ma Sì. c'è gente che la fa, cioè, ogni anno, cioè non è una cosa. Non è una cioè, cosa straordinaria. Per me, che è lo sport Sì, più sì. eccessivo che faccio, è quello di camminare, diciamo. Ogni giorno che ti alzi e vai a correre, cioè almeno nella nostra città vedi sempre qualcosa di differente, dal tempo, dal mare che è un po' agitato, dal mare che è calmo, dal mare che è piatto, dal sole che è arancione, dall'aria che Io percepirei, diciamo, le mie bestemmie da solo. Senti Adriana, a proposito di ti invitiamo. No, guarda Adriana, io ci verrei, te lo giuro, io ci ho provato un sacco di volte. La verità è che sono incostante, capito? Cioè, questo beve il caffè mentre stiamo in diretta, è è meraviglioso. stata una notte difficile. Sì. Allora, ti dicevo Adriana, io sono incostante, capito? Quindi comincerei, lo so che comincerei, ma poi niente, mi perderei, quindi non comincio neanche, va bene. Dicevo. No, non ti perdi, tutti dicono così, poi non ti perdi, perché è tanto piacevole star bene, perché quello star bene insieme alla gente nel paesaggio Claudio potrà aggiornarti, diciamo, sulla mia capacità di essere socievole, ma questo è un altro paio di allora, ti prepara l'affrontare della giornata che verrà, quindi è prima di chiudere questa nostra chiacchierata, Sì. due domande. Allora, prima domanda: quando sarà la maratona di Taranto, la seconda edizione? A novembre, non ricordo, se non mi sbaglio per bene il giorno, dovrebbe essere i primi 15 giorni di novembre, sì, a metà novembre del 2026. Ok. Spero che abbia lo stesso percorso dell'anno scorso, che è stato bellissimo. Seconda cosa, dicevi appunto la bellezza del correre, del parlare, quindi il vostro gruppo specifico, perché ovviamente la società podistica Faggiano, come le altre società, c'è la Taras, ci sono altre società di Taranto, è suddivisa anche in sottogruppi. C'è il gruppo che parte di Adriana alle 5:30, poi ci sono altri che si allenano quando si trovano meglio con gli orari. E dicevi appunto, per invogliare anche il corridore della domenica a scendere anche durante la settimana, la bellezza appunto del correre la mattina quando tu c'hai ancora il cuscino che ti fa compagnia, e anche il parlare, il confrontarsi. Mamma battute. mia, che cosa bellissima. Oh no, è così Adriana. Esatto, ma anche perché dobbiamo pensare che il tempo passa in una maniera allucinante, quindi ci dobbiamo godere tutte queste cose che poco valutiamo, perché il paesaggio, l'amico, la vita non è sempre solo lavorare, dormire e tutto il resto, però io penso che i ricordi siano paesaggi, amici, le cose belle che vivi, non il lavoro sia importantissimo, però le cose che poi ricorderai, che porterai con te, saranno i ricordi. No, con gli amici, le risate. Per esempio, io ricordo ancora quando facevamo il lungo, che è quello che si fa la domenica perché si ha più tempo e dura più chilometri. Cioè, nei giorni di festa ne fate di più. Sì, certo, perché ragazzi, hai più siete tempo. una razza strepitosa. Mi ricordo di essermi ritrovato a un certo punto al santuario della Madonna della Pasana. Di Pasano, della mutata a Grottaglie, a Grottaglie, vabbè. Sì, dai. a un certo punto ho visto la Madonna, no, nel senso la statua della Madonna. Mi rendo conto che a un certo punto la crisi mistica di fantoziana memoria è un attimo. Domenica abbiamo lunghi da fare domenica, Adriana? No. Sì, domenica c'è la mezza di Bari, sì, noi abbiamo la mezza di Bari.
Sì, la mezza maratona, 21 km a Bari. Ma si fanno la domenica perché c'è più tempo e poi dopo abbiamo il reintegro dei carboidrati che è la pasta al forno. È chiaro, perché si brucia facendo cose. Ragazzi, io li brucio comunque, però prometto che ci faccio un pensiero. Dai, intanto grazie davvero ad Adriana Adriana Valdevies o Valdevies? Valdevies. Allora, grazie ad Adriana Valdevies della Podistica Faggiano. Grazie a voi, una buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio a te e noi tra pochissimo invece continuiamo con le cose dei social con Claudio Petrone, vi raccontiamo un po' i dettagli che non conoscete, o forse sì, o comunque ve li raccontiamo dal vivo, della donna in questo momento al centro di tutte le attenzioni giornalistiche, non solo. Love of my life. Che c'entra con Nicole Minetti? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Moby è su Cittadella alle 8.54 del nostro Rewind. Bentornati a questa seconda parte di L'Eco dei Social con Claudio Petrone, seconda parte che dedichiamo alla grazia, intesa anche come bellezza, o anche come istituto del Presidente della Repubblica, con il quale vengono appunto graziati, cioè cancellati le pene residue o insomma che qualcuno avrebbe dovuto scontare, come che si può trasformare in disgrazia. Guarda quello che sta succedendo in Italia in questo momento. Quello che non sta succedendo. Allora, che cosa succede, Ciccio? Noi ci siamo sentiti, io dovrei venire qui il venerdì, siccome il venerdì è un omaggio e quindi festa dei lavoratori, non ci saremo, essendo noi lavoratori. Però ho chiesto di venire eccezionalmente oggi perché avevamo questo argomento da affrontare e non potevamo non farlo. Probabilmente questo argomento ce lo porteremo ancora per qualche giorno e per qualche settimana, altro che l'eco dei social, l'eco della grazia. Allora, Nicole Minetti, che molti ricorderanno per il suo passato come consigliera regionale della Regione Lombardia. Tutti la ricordano per le grandi iniziative legislative, politica e fortemente igienista dentale nella vita. Quello è il lavoro di tutti i giorni, fortemente voluta come consigliera regionale dal tutto l'elettorato regionale. Infatti ha preso acclamazione. Mi sembra di ricordare che stesse in un listino chiuso, ma questo è un dettaglio. È un dettaglio. Poi passò agli onori della cronaca per la vicenda di Ruby Rubacuori, perché non so se ricordate quel fatto delle olgettine, quel fatto di Mubarak, tutta una storia che ci ha affascinato del compianto Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio all'epoca, quando Nicole Minetti, lo dice la cronaca, lo dicono anche le sentenze, si recò alla questura di Milano per tra virgolette liberare questa ragazza minorenne su invito e su delega del Presidente del Consiglio. E salvo poi scoprire che la ragazza fosse minorenne. Poi ci fu anche l'altra problematica relativa ai party che organizzava Silvietto Nostro. I party che organizzava Silvietto Nostro con queste simpatiche fanciulle. Cene eleganti. E quindi c'era un Love of My Life. C'è un'intercettazione straordinaria in cui il capo del governo, il presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, Silvio Berlusconi, riceve questa telefonata da Nicole Minetti, che è la donna graziata adesso, e insomma questi sono i toni con cui il presidente del Consiglio parlava con la consigliera regionale. Love of my life? Ciao amore, bene, tutto bene? Tu? Facciamo una cena qua. Una cena? Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica? Carinissima, bellissima, alla seconda laurea. 2 lauree, non una. La seconda laurea, è giustissima. Va bene? Grazie. A stasera, un bacino. Ciao amore, ciao. Silvio era un po' sottotono però in questa intercettazione. Perché siamo andati a pescare nel dimenticatoio? Perché parliamo della domanda di grazia, fa riferimento proprio a una condanna però. Sì, però a quel periodo. E quindi diciamo su cosa? La resipiscenza della istante appunto Nicole Minetti è dimostrata dal fatto che quella fase della sua vita non esiste più, e quindi lei chiede una domanda di grazia perché a seguito di
una procedura di adozione con... Ma lei perché è stata condannata? Lei è stata condannata sia per quanto riguarda la vicenda dei parti, sia per quanto riguarda... Ma principalmente per la vicenda di Rubacuori. Karima El Maroug, 17enne di origine marocchina, fermata dalla questura perché senza fissa dimora, ha avvisato la procura dei minori e a un certo punto si decideva a chi doveva. Arriva in commissariato a Milano la telefonata del capo di gabinetto che su richiesta del presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi, chiede di rilasciare questa ragazza perché è la nipote di Mubarak, del presidente egiziano. Vabbè, ma però lei è marocchina. Lo so, però lo sai che ci stanno le parentele. Sì, diciamo un attimo, cioè poi là sono tutti uguali, come si direbbe. C'ho un cugino che vive a Firenze. Vabbè, siamo la parentela pare sempre Italia, però al di là di questo, insomma, a quel punto però arriva in quel commissariato proprio Nicole Minetti. E dice: questa la prendo io. A posto, e la affida a chi? A un'altra donna algerina che si chiama Conseisao. Esatto, calciatore, e di professione diciamo il mestiere più antico del mondo. Vabbè, però allora questa era la vecchia vita. Adesso e lei dice con succede? quello ho chiuso. Si viene a sapere che Sorrentino sta girando un film sul Presidente della Repubblica, cioè che si ispira al Presidente della Repubblica, che tutti dicono Mattarella, con riferimento alle 2 domande di grazia. Questo accadeva nel 2025. Sì. Dopodiché, chiaramente sto scherzando, viene deciso di chiedere una grazia. Probabilmente Nicole prende spunto da questa cosa. Dice, ma pure io ho cambiato vita. Questi 3 anni e rotti che mi devo fare per la mia vecchia vita, chiedo la grazia e non vado più a fare l'affidamento improvviso. Anche perché in tutto questo, nella mia vita adesso ho adottato un bambino che ha bisogno di cure. Esattamente. Lei fa volontariato presso un ente a di Milano. Poi è stata in Uruguay con il compagno, signor Cipriani, che è in un ranch dove facevano anche tante feste così. Sigfrido Ranucci ieri ha detto alla Rete 4 che una sua fonte ha raccontato di aver visto ospite del ranch di Cipriani il ministro Nordio, che è quello che ha presentato la domanda. Questa cosa non la so, però era scritto, era raccontato oggi. Però al di là di tutto questo, ecco, altri dicono che è successo. Che questo Cipriani, perché poi che è successo? Claro, dobbiamo chiudere. Questo Cipriani era amico di Epstein. Vabbè, solo noi non giocano uscima a questo solo tu e io non ci abbiamo visto. Meno male. Che succede? Che scoppia tutto questo casino perché il Fatto Quotidiano, a un certo punto racconta, Zuckerberg, il giornalista del quotidiano, Thomas Mackinson. Mackinson, che pare che stia facendo un sacco di scooponi, sta facendo, è andato a recuperare le carte e pare che ci siano delle falle nella domanda di grazia. Appena anche i medici italiani che avrebbero anche una storia visitato terribile alle spalle, diciamo, di questo bambino, che la mamma è introvabile, l'avvocata che assisteva la famiglia a cui è stato strappato il bambino pare che sia morta carbonizzata. Motivo per il quale io ho iniziato a fare radio, perché facendo l'avvocato ho paura di morire carbonizzato anch'io. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, se la domanda di grazia verrà revocata e vi racconteremo il resto, sempre qui su L'Eco dei Social, sempre con Claudio Petrone. Innanzitutto grazie a Piero Caffio, grazie anche a Michael Schino che hanno guidato la parte tecnica. Noi torniamo domani dalle 7 alle 9, ma nel frattempo vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadella.it oppure via WhatsApp al 339 680 6868 e nel frattempo vi ricordo anche che il nostro TG va in onda alle 14 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Ci vediamo domani. Buon 1° maggio a tutti.